Ciao a tutti ragazzi, siamo venerdì 3 gennaio e sono qui nella piana di Marcesina, comune di Enego. Abbiamo parcheggiato in prossimità del rifugio Valmaron, adesso andremo a fare 4 passi qui in tranquillità per ritornare ad approcciare un po' le escursioni dopo le festività di Natale e Capodanno. Adesso vi mostro immediatamente con chi sono in compagnia quest'oggi. Appunto vedete, dopo l'ultima escursione alla Tofana di Roses, al rifugio Giussani, sono tornato in compagnia di mia sorella Veronica e suo moroso Manuel, che oggi hanno proposto appunto di andare a fare questa escursione e io ovviamente ne ho approfittato. Vedete intanto il bellissimo contesto appunto di Marcesina. Ecco, intanto qui vedete un caffettino al rifugio Valmaron di mia sorella. C. Buon anno. Buon 2025 a tutti. Adesso vi faccio vedere un po' il rifugio stupendo qui, com'è all'interno. Merita un sacco la vista. Vedete appunto tutto ovviamente in legno. Adesso dopo il caffettino andiamo a fare 2 passi qui nella piana. La scenografica è scritta lì Valmaron. Guarda che panorama. Bellissimo. Ecco, intanto vedete prosegue la nostra escursioncina, 7,5 km qui l'anello per andare a vedere l'Aquila di Vaia. È stato veramente improvvisato oggi. Ecco i miei accompagnatori che attaccano il sentiero e di fronte, non vorrei sbagliarmi, ma questo sopra di loro dovrebbe essere il pendio delle Melette e qua sulla sinistra dovrebbe esserci il Montefior, però non sono molto certo di questa ipotesi, quindi adesso andrò a verificare. Ecco, intanto un po' sorpresa abbiamo svalicato in Trentino. Vero, siamo in Trentino. E vai? Comune di Grigno. Aquila di Vaia. Che dovremmo in teoria vedere. Dice. Da qualche parte adesso proviamo a guardare bene. Ecco, adesso abbiamo intersecato le piste da sci di fondo
e li seguiamo parallelamente e penso che tra non molto arriveremo anche all'Aquila. Eccola lì sulla cima di questa montagnola, l'Aquila. L'Aquila in legno più grande d'Europa. Eccoci qua, arrivati. Riuscite proprio un bel punto panoramico a dir poco. Guardate qui sotto che roba. Ultima ripresa qui al cospetto dell'Aquila, prima del ritorno verso l'auto. Davvero tira un'aria non indifferente. Sono ben attrezzato, così il naso sta al caldo. No, ma non è tutto sommato, dai, come camminatina neanche male. Sì, frequenza giusta, difficoltà giusta, Freddo, sì, più che altro causa vento. Come dicevo, siamo proprio durante un'irruzione d'aria più fredda, infatti vedete visibilità perfetta anche verso il lago Rai e Palle San Martino all'orizzonte. sarà un video insieme che comunque la finita che abbiamo qui e il commento che dice dorato. Ecco qua il ragazzo delle nevi che affronta questa incredibile salita con un sorriso e tanta simpatia. Sì, bella compagnia oggi. E avanti. Il tempo è stupendo. Là c'era l'Aquila e ora rientriamo. Il mio fratellone. Romano che ci riprende. Esatto. L'attacco di questa salitina bella bella. Albergo Marcesina alla nostra destra. Guardate, volevo farvi un attimo porre l'attenzione su questo dettaglio, ossia guardate qui le nubi basse, l'umidità che ristagna qui in valle fino appunto a questa zona qua. Guardate poi a nord come si apre la visibilità, veramente stupenda, bellissima, aria secca e tersa, fredda, probabilmente qui a sud deve ancora arrivare.
bellissimo. Ah, questo è il giro largo in cui è meno pendente. Ecco appunto, come vedete, siamo arrivati a chiudere l'anello di stamane. Veramente un bel giro. Ecco, tornati a centrofondo Marcesina e al rifugio Valmaron, là sullo sfondo. Eccoci qua, dunque sono le 16:06 e abbiamo finito la nostra escursione da 20.000 passi, ho intravisto, 20.300 passi, e devo dire un'escursione a me personalmente è piaciuta molto. Io direi soddisfacente, visto che eravamo partiti con l'intento di fare una camminata breve solo per far volare il drone. In realtà è stata intensa. Eh sì, abbiamo visto bella, l'Aquila di Vaia esatto. e ci stava. Bel giro, sì. E niente, qui da Valmaron noi vi salutiamo, speriamo che l'escursione vi sia piaciuta, magari vi verrà lo spunto per venire da queste parti e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao. Ciao ciao!